Siamo molto felici ed orgogliosi di poter ospitare Sergio Cameriere nel nostro parco secolare dell'Hotel Villa Soligo. Sono iniziative che abbiamo deciso di intraprendere sin dall'inizio, quando abbiamo ristrutturato l'hotel l'anno scorso. Incontrandomi con i vertici di Valdobbiadene Jazz Festival è nata l'idea di poter ospitare questo famoso cantautore italiano, e il fatto che sia la prima volta che si sposti il Valdobbiadene Jazz Festival da Valdobbiadene Comune a Farra di Soligo mi inorgoglisce ancora di più e ci rende sempre più partecipi del tessuto culturale di questa zona. Valdobbiadene Jazz 2021, terza edizione, 6 serate, 20 concerti, più di 80 musicisti, una trentina di sostenitori, tra cui l'UNESCO e la Regione Veneto. Siamo vicinissimi alla partenza di Valdobbiadene Jazz. Come organizzatore, insieme a tutto lo staff di Silvana, Vincenzo, Elisabetta, Isidoro, Adriana, tutte le persone che stanno dando una mano importantissima a Valdobbiadene Jazz, siamo molto orgogliosi di come si sta avviando il progetto. È un festival che è nato come un festival musicale, ma che si sta rivelando nel tempo un progetto di marketing territoriale. Il festival si dividerà in Main Concert, Open Stage e Jazz Club Live. I gruppi sono stati scelti ad hoc appunto per le location che li ospiteranno, e quest'anno devo dire che il genere musicale non sarà solamente jazz, sarà blues, sarà New Orleans, sarà funk, soul, R&B. Quest'anno per la prima volta usciremo dal comune di Valdobbiadene, andremo nel comune di Farra di Soligo. Siamo molto contenti perché avremo un primo partner extra comune di Valdobbiadene, che è l'Hotel Villa Soligo, che ospiterà Sergio Cameriere. Omaggeremo anche la città di New Orleans. Abbiamo organizzato una jam session dove i musicisti del festival si esibiranno e si scambieranno le note appunto in brani improvvisati nella serata stessa. Nelle prossime edizioni contiamo di ampliare la nostra presenza in tutto il territorio e ci renderebbe molto felici poter ospitare ulteriori concerti, allungare il programma, avere nuove sedi e avere nuove adesioni a questo nostro festival, che siamo convinti con gli anni crescerà fino a diventare un festival molto importante a livello nazionale.